essere donna, provare il turbamento d'esser bella, sentire il desiderio in chi ci guarda, e il nostro cuor fa tremare. Essere donna, conoscere il tormento dell'attesa, di dire un giorno t'amo a chi si ama e non poterlo svelare, vedere sbocciare un sogno di gioventù, sentirsi morire per chi non verrà mai più. Essere donna, sorridere talvolta chi ci inganna, nascondere nell'animo una pena per non sciupare l'amore. Sentirsi morire per chi non verrà mai più. Essere donna vuol dire avere il fascino d'un fiore con il volto dell'amore, per chi lo coglierà. La 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 la. Come il vino fanno dire al mio cuor, vino, 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 vino e baci ancora. Quando soli ce ne andiamo a passeggiare, sotto un albero restiamo un po' a sognare. I tuoi baci così dolci fan cantare al mio cuor, vino, 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 vino e baci ancora. Bella, 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 al mondo nessuna c'è, bella, 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 dolcissima come te. Amor, amor, vino, 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 vino e baci ancora. Le tue labbra son più morbide dei fiori, più dei grappoli maturi sotto il sole. I tuoi baci come il vino fanno dire al mio cuore, vino, 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 vino e baci ancora. Quando soli ce ne andiamo a passeggiare, sotto un albero restiamo un po' a sognare. I tuoi baci così dolci fan cantare al mio cuore, vino, 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 vino e baci ancora. Bella, bella, bella,
al mondo nessuno c'è, bella, 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 dolcissima come te. Tutti dell'amore senza capire cos'è, solo noi due l'abbiamo compreso, meraviglioso com'è. L'amore è un sogno di cristallo che rende tutto limpido e più bello, fatto di musica e silenzio, è un paradiso visto in trasparenza. Accanto a te comprendo finalmente che tutto è niente e niente è forse la felicità. È un sogno di cristallo, azzurro come un cielo ad acquerello. Un giorno svanirà nel nulla, ma adesso baciami, perché così è l'amore. Comprendo finalmente che tutto è niente e niente è forse la felicità. L'amore è un sogno di cristallo, azzurro come un cielo ad acquerello. Un giorno svanirà nel nulla, ma adesso baciami, se tu lo vuoi forte stringimi, come tu sai sei tu l'amor, il grande amor per me. La puntata di oggi abbiamo deciso di dedicarla ad una signora, ad una voce
che purtroppo non è più con noi, Carla Boni. Carla Boni è stata una grande interprete della canzone italiana. Carla Boni è stata molte volte ospite del nostro salotto e per cui rivedremo dei frammenti dei nostri incontri con Carla Boni. Andrei subito a riascoltare la sua voce. Carla Boni. Ai bomba, 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 zero. Ai bomba, 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 zero. Pirighitti che suonam del bomba zero, bomba zero che sarà, bomba zero che sarà. Ai come la zero. Ai bomba, 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 zero. Pirighitti che suonam del bomba zero che sarà, bomba zero che sarà. Suena ya el tambor, piriguititi, bom bomba, y vuelve a replicar, piriguititi, bom bomba. Ay, como la, cero, ay, bongo, 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 cero, que sonanda el bombancero, que será, bombancero que será, y bombancero, 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 bombancero. Una gioiosissima Carla Boni ci arriva dal 1984, il programma in questione era Cari amici vicini e lontani, programma di Renzo Arbore, e in 5 serate celebrava i 60 anni della radio italiana fra nostalgia e rievocazioni. Ci piace ricordarla così, sorridente, piena di vita, e mando un saluto, un abbraccio a Luisella, la figlia di Carla Boni. Caro maestrino, la nostra Chiara Marchesini ha montato alcuni momenti dei nostri incontri, degli incontri di questo programma con Carla Boni, una voce che non è più fra di noi, ma una voce che a noi ci fa piacere tornare a quella voce, riascoltare i suoi ricordi. Un bacio, Luisella. Carla, 60 anni di carriera. Sì, guarda, ho avuto il premio alla carriera, lo stavo dicendo al maestro che è di Ferrara, sì, ha dei parenti. Sì, lui è di tutto l'Italia. Sì, sì. Proprio a Goro, guarda, Goro vicino a Ferrara, ed è stata una serata con i ferraresi bellissima. Che ricordo proprio. hai della... poi andremo a ripercorrere la sua carriera, ma visto che della tua mamma che addirittura ti preparava i vestiti per Sanremo. Sì, mi cuciva anche le scarpette, guarda, facevo delle fotografie con il frac, il tubino, lei mi faceva tutto, cara. Andremo nel ricordo, andremo nella malinconia, ma rimaniamo anche un attimo nel presente. Aeroplani ed angeli, insomma, sì, testi poetici, sei stata coinvolta da Alessandro Orlando Graziano. Sì. E poi c'è Stefano Pais. E poi un altro, sono 3 ragazzi. Stefano, certo, sì, lo conosci? Ecco, stiamo ascoltando, dovrebbe arrivare la tua voce. Audacissima Carla Boni, ma ci piace la tua curiosità, insomma, da quel Sanremo, da quei Sanremi che trasmetteva la radio, sei arrivata ad internet. Sei tanto triste cos'è che non risplendi per me. Lassù, 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 tu puoi vedere nel mio cuore, puoi vedere nel mio cuore la delusione d'amore, questo mio grande dolore, blu. Tu sai che baci mi sapeva dare, Ed anche tu non puoi dimenticare, forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più, ma tu, pallida solamente tu, sei la musica, ora go and follow tutto mio, come lo sai.
Maria, per i tuoi baci, Gloria. La memoria, che rapporto Sì. hai con la memoria? Ti piace ricordare, ti piace andare indietro, rivedere la tua vita? Ma proprio in questi giorni sto andando indietro un poco per una cosa strana e penso che io ho viaggiato molto, avevo 2 bambini, ho ancora 2 ragazzi ormai grandi, ho dato il latte fino a 9 mesi, poi sono andata in tournée, Canada, New York, sono giorni perduti e io ricordo quel momento, dico guarda quanti giorni ho perduto. Cioè i giorni vissuti Senza di cantando, loro. però hai trovato Senza altre di cose. loro. I tuoi... Sì, vale la pena, ecco. I figli sono belli quando sono piccoli, sono tuoi. Allora lì sono i momenti magici nei quali tu ti devi proprio godere queste creature magiche. Però in quei ecco. viaggi tu insieme ai tuoi colleghi, insomma, avete fatto una cosa bellissima, avete riportato il Questo sorriso, sì. la felicità presso Questo tanti sì. italiani costretti a lavorare Tu all'estero. pensa che la prima volta che sono stata a New York ricorderò sempre un signore venne da me e mi disse: signora, quando torna la prima cosa che fa, la prego, baci la terra dove arriva, che per me è la mia Italia. Che bello. È vero o è leggenda che la tua carriera è legata proprio al fatto che ti sei esibita per le forze armate americane? Sì, sì. Doveva venire la Sarah Vaughan, invece lei non ha potuto e hanno detto a Ferrara chi c'è che può cantare in americano. E io cantavo in americano, senza conoscerlo magari. Era Perché... il 1946. Eh sì, guarda, poi sono andata da Barzizza e quindi è cominciata, Pippo però Barzizza. ecco, cantavo con un'orchestra alla 09 Orsatti di Ferrara e lì ho fatto molta pratica, ho cantato in tutte le lingue, ecco perché hanno detto quella va bene. Che bel sorriso aperto che hai, Carla. Andiamo a qualche anno fa, 1959, la signora Carla Boni canta. Canto? Canta. La notte cammino sola lungo i muri, la notte nel buio seguo i miei pensieri, la notte sospesa tra domani e ieri, così me ne vo. Ancora una volta penserò all'ultima notte con te, fantasmi agli angoli vedrò, in cerca di me, ho paura, sono sola, chissà dove sarai tu. Posso dire? Vedo che piangi, io so questo pianto cos'è. Temi sia tardi per vivere ancora con me. Non è mai troppo tardi per dire sottovoce, oppure con gli sguardi, ti voglio tanto bene. Non è mai troppo tardi per riportar la luce fra il velo dei ricordi e sciogliere le nubi col sole dell'amore.
troppo tardi per dire nel baciare ti voglio bene ancora. Dei ricordi e sciogliere le nubi col sole dell'amore. Ed ora che mi parli dei sogni miei perduti, mi pare di ritrovarli e di ricominciare. D'amore cancellano il dolore. Non è mai troppo tardi per dire nel baciare ti voglio bene ancora. Non è mai troppo tardi per dire nel baciarmi ti voglio bene ancora. La Mariuccia è un bel fiore d'amore, una bimba dal volto perfetto, ma non usa la cipria e il belletto, né rossetto né crayon. Chi la vede per strada passare, custodita da mamma e papà, resta ad ammirare la sua gran beltà, poi così si mette a cantare. È bella, è tanto bella, ma qualcosa in me le manca. Dal pittore dall'oca bianca si dovrebbe far pitturare, con la boccuccia rossa e gli occhioni neri neri, troverà 100 cavalieri che la voglion conquistare. Adatta alla sua beltà, per il gusto del 1800, per i giovani del Novecento, certamente più non va. E la bimba sentendo così, s'emozione diventa più bianca, sembra un gillo in fior, sembra senza ardor, mentre un fuoco le brucia in cuore. È bella, è tanto bella, ma qualcosa in me le manca. Dal pittore dall'oca bianca si dovrebbe far pitturare, con la boccuccia rossa e gli occhioni neri neri, troverà 100 cavalieri che la voglion conquistare. O anima
anima gemella, o anima sorella, dove sei, dove sei, dove sei? Se l'aria la tua luce, il vento la tua voce, dove sei, dove sei, dove sei? Tu vivi in qualche angolo di mondo, ma invano il cuore mio ti va cercando. L'amore si raggiunge ma soffrendo, la gioia si conquista ma aspettando. O anima gemella, o anima sorella, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Che il sole non si spenga, la notte mai non venga, prima che io veda te, prima che io baci te, amore mio. Dove sei? Non lo so, certo un dì ti incontrerò. Qualche angolo di mondo, ma invano il cuore mio ti va cercando. L'amore si raggiunge ma soffrendo, la gioia si conquista ma aspettando. O anima gemella, o anima sorella, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Che il sole non si spenga, la notte mai non venga, prima che io veda te, prima che io baci te, amore mio. Dove sei? Non lo so, certo un dì ti incontrerò. Dove sei? Non lo so, certo un dì ti incontrerò. Aveva una casetta bonina in Canada, con tante pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella è la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto papà dice no, e allora il poveretto senza casa lui restò. E allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con tante pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella è la casetta in Canada. Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo ma c'è perché aveva una casetta piccolina in Canada, con tasche pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella è la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto il papà vi incendiò, e allora il poveretto senza casa più restò.
1953. Festival di Sanremo, cominciamo, inauguriamolo questo festival, cominciamo a parlarne un pochino, perché per te fu un debutto, ma anche per te se non sbaglio, giusto? Tutte e due, eravate i due debuttanti del 53, insomma eravate in più, eravate in 10, eravate 10 cantanti, perché per la prima volta si ebbe la doppia esecuzione quell'anno, no? Sì. Dimmi come ti è capitato, Carla, di andare di trovarti a Sanremo, sì. Così io ero con Angelini, sì, certo. Nel 52. Sì. E quando lui capì che ero idonea per Sanremo, ho detto andiamo a Sanremo. Ma era qualcosa di più che idonea. In effetti tu arrivasti, io mi ricordo benissimo, sulla scia di Sanremo quell'anno come la rivale della Pizzi, perché tutti dissero è arrivata una che può portare via lo scettro alla regina. Questa era l'opinione generale di allora. Tu la vivevi questa rivalità? No, assolutamente no. Capivo, guarda, ho scritto proprio un libro sulla mia vita di cantante che uscirà a febbraio, si chiama si intitola? Ribalta accesa. E lì dico delle cose che, anche dei misteri di Nilla. Che meraviglia! Dei misteri! Lo compreremo! Poco, dico poco, però sarò molto discreta. Molto signora. Molto discreta, Nilla lo sa adesso. Ah, lo sa adesso! Nilla, attenzione, Nilla, qua, attenzione. che lei ogni volta non... No, ma dico delle cose carine, simpatiche, solo non so se lei voleva che io scrivessi questo, ad ogni modo... Questa è la tua vita, insomma, comunque. Sì, è la mia vita di cantante. Per cui riguarda più la tua vita che la sua, insomma. Spiego quando sono andata a Sanremo, quando sono andata da Angelini, quando mi ha dato tutto il repertorio della Pizzi e io non mi sapevo veramente dire ma perché ha dato a me le canzoni della Pizzi. Difatti, quando poi sono andata a provare, lui ha detto brava, le sai tutte quante benissimo. Oggi ne canterai 2 nuove. Quindi ti ha messo subito a tuo difatti agio. non potevo assolutamente sostituire lei, per carità. Nilla, è una quercia, diciamo la verità. Sì, bravissima. Sia come donna che come cantante. Questo fatto la della quercia. quercia. Perché non ti piace? Perché è forte. Quercia. Lei non sta mai male, lei non ha mai un raffreddore, non ha mai la tosse, non ha mai niente, ma guarda... Di perché no, ma mi interessava sentire Giorgio perché dicesse che era... Quando si dice, cioè, quercia e roccia. Ho capito. Mi piaceva più roccia che quercia. Lo dirò un'altra volta. Ma abbiamo capito, dai, comunque, allora, era arrivata e quindi praticamente tu arrivasti a quel festival quando tutti dicevano ma guarda che la Carla Boni adesso porterà via la cosa e io ho letto, è scritto, è stampato, per cui non faccio che ripetere quello di stampato, si portò via lo scettro e l'uomo di Nilla. Non è vero. Non è vero, non sei anche sposato. Quella è un'altra storia, insomma. Cioè? Nel 53 io quasi non lo conoscevo, Latilla. Lui mi voleva e io non lo volevo. Ah, davvero? Diciamole le verità. Mi dicono anche brava, vedi? Lui ti voleva, ti corteggiava già? Sì. Sì. Insomma, quante cose. Io l'ho scritto lì. Ma lei mica devi raccontare il libro. Dobbiamo aspettare il libro, solo non facciamo questa tempo. cosa. Non facciamo tempo, ma mica posso raccontarlo. No, non tutto, ma però questa i punti cosa. più salienti. Solo questo che riguarda il I festival. momentini migliori, raccontaceli, dai, di I qualcosa. migliori, no, assolutamente. Quelle cosine quando La vengono... Nilla cosa dice? No e poi no. E Non io parla mai, no e no. No, comunque davvero lui ti corteggiava già. Cominciava a fare un po' così. E a quel festival ti stava sotto quel festival? Sotto. Sotto. Giorgio, dillo tu. Non c'ero mica io, ragazzi. Come non c'eri? Eri presente tu? vabbè, Si sapeva, si scherziamo. sentiva dire Io ero qualcosa. per conto mio in un alberghetto dove stavano i musicisti. Ho capito. Perché si spendeva meno e allora davano talmente poco che Ma dovevo... come, non ti trattavano come una star? Niente? Ma che star? Io non sono mai stata una star. Ti dirò una cosa veramente carina. Ho fatto la passeggiata di Sanremo, sai quella che Sì, si fa di la solito? promenade di Sanremo. La promenade della primavera. La prima volta dicevo, ma io sono qui come una favola, sono a Sanremo, c'è il mare, il casinò, la Scala, una favola. Ho fatto la passeggiata, il secondo giorno ho rifatto la passeggiata, dopo la terza serata ho rifatto la passeggiata tutti. Ma quella lì è quella che ha cantato ieri sera, ma quella lì mi fa un autografo. Non ho più potuto passeggiare. Vedi? Però, momento, no? C'è un finale. No, non ragazzi, non applaudite perché c'è un finale a tutto. Dopo 40 anni ho rifatto la passeggiata, non mi ha riconosciuto nessuno.
Sei adorabile. Sei di una simpatia, Carla, strepitosa. sì. È così, è È così, così un la giro. vita. Perché in effetti questo è un gioco, un po' si fa, poi dopo non ha importanza. Del quello. resto Sono meglio così, d'accordissimo con perché te. così ho potuto passeggiare, prendermi il mio caffè, così. Stai esagerando con queste passeggiate, perché il primo anno ha passeggiato. Beh, insomma, il secondo anno ha passeggiato ancora. Ho detto, vuoi scommettere che l'hanno preso per una passeggiatrice? Ma smettila di dire queste cose, alle solite lui subito arriva, me l'ha vedi? detto, ma non l'ho fatto. Sentite, quell'anno nel festival andò in finale una canzone che si chiamava Papà Pacifico, Sì. che era una cosa tutta, insomma, trullallero, Era trullallero. il mio grande maestro Armando Fragna. Di Fragna, che era specializzato perché ai cadetti di quelle Guascogna cose. Sì. arrivano Perché aveva la cantante per queste cose, la Clara Iaione. la Clara Iaione, lo so, bravissima devo dire. Allora a questo punto noi adesso ricordiamo una di queste canzoni finaliste che voi ricordate che avevano cantato, mi pare, la Pizzetta di Reno addirittura, giusto? Allora, Papà Pacifico. Refrain color di ciel che non ascolto più. Refrain d'un verde april color di gioventù. Io so che il mio sentier il tuo non può trovare. Di te, perduto amor, io chiedo al cielo e al mar. Non sai cos'è l'amor, se puoi così mentir. L'amor ferisce il cuore, ma il tempo fa guarire. Guarir io non potrò, ed oggi ancor dovunque andrò ti cerco invan, dolce amore lontano. Vederti un dì. L'amor per il mio cuore, ma il cuore poi guarì. Ed ora invece so che del mio mal non guarirò e cerco invano l'amore lontano. Una cosa, io da piccola andavo a vedere proprio Mario Latilla e in uno spettacolo ha presentato il figlio. Io da piccolino ho detto non mi piace questo qui, giuro, mi era antipatico, guarda, preferivo il padre. Preferivi però poi come si è Vabbè, convertita l'antipatia in vabbè, simpatia dopo, fino al matrimonio? vabbè, insomma.
Tutte le mamme l'abbiamo citata con Consolini e La barca tornò sola con Franco Ricci. Ciumbalabei. Ciumbalabei, Casetta in Canada 57. Vecchio Scarpone. Timida Serenata 58, in duetto con te, Insieme, no? abbiamo fatto tanti duetti. Io sono il vento, Il mare nel cassetto con Milva. Certo. Beh, vediamo allora Carla Boni e Gino Latilla dall'orchestra Angelini. Ah sì? Ho messo un nastro rosa alla chitarra, è nata la più dolce serenata. Ascoltala anche tu, comprenderai perché io voglio tanto tanto bene a te. Con un pizzico di musica io divento romantico. Con un pizzico di musica ogni cosa dimentico. Una dozzina di stelle, la chitarra sul cuore. E accanto a me così bella mi sento un sognatore. Con un pizzico di musica io divento romantica. Tutto il mondo si dimentica insieme a te. Devo piangere. No, non devi Mi piangere. commuovo. Ti commuovi anche perché la signora era lì accanto al suo amore Aspettavo il mio primo figlio, ero di 7 mesi. Oddio. Eccolo qua, è apparsa una bellissima foto, 1961, Carla e il piccolissimo Davide. Bravo Pino. Eccoli là, li abbiamo visti, una bella foto che ci hai portato. Tu sei entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima, no? Giovanissima. A 10 anni entri a far parte della compagnia ferrarese di attori bambini. Sì, sì. Poi un provino a lei, Pippo Barzizza, ti nota, rimane colpito dalla vocalità modernissima di questa giovanissima ragazza. Cosa c'era di moderno in questa voce? Beh, io ho sempre amato lo swing, quindi lui era un maestro con un'orchestra fantastica proprio e quindi piacqui per quello, solo che ero troppo giovane e Filogamo disse no, i bambini no, mi bocciò lui, ma Barzizza mi prese lo stesso per 8 mesi, poi disse vai a Ferrara, cresci e poi torna. Certo, Sanremo ha contribuito, c'è nella tua storia, ma tu avevi successi già ben prima di Sanremo, Sì, ho no? fatto tanto con Barzizza, poi con Luttazzi, Savina, Trovaioli, sono stata anche a Radio Trieste. Successo radiofonico, certo, sì. Il Mago Bagù che citavamo prima. Il Gran Mago degli Indù. Il Gran Mago degli Indù. Adesso andiamo al 1971 da uno speciale che la Rai ha dedicato a Carla Boni, incontro con Carla Boni, canti sposi. Carla Boni. Hai capito? Così, oggi si avvera il sogno e siamo sposi. S'apre la nuova vita nostra e più gioiosi, radiosi verranno i dì in una soffusa aurora di tenera dolce pace. Sposi, oggi si avvera il sogno e siamo sposi. Tutto risplende a noi d'intorno e luminosi ci sembran persino i fior. Sposi siamo al fin, mio dolce amore. Incontro con Carla Boni, sposi. Carla, che ricordo hai di quei locali della Romagna, delle orchestrine swing? Ne ho fatti tanti, tanti, sì. E hai un ricordo, provi tenerezza quando arrivi e torni con la mente a quelle serate, a quei momenti? Ma sì, perché ero con un'orchestra molto bravi, erano gli Orsatti, i 9 Orsatti. Quando chiedevo per esempio ma dove abitano gli Orsatti, dice guarda in quella strada lì, se senti una tromba suonare lì abitano, perché suonavano tutti la tromba. Che bello.
Quanto è stato importante l'incontro con questi grandi maestri, con questi direttori d'orchestra? Insomma, hai citato Barzizza, Trovaioli, Angelini. Luttazzi, simpaticissimo, c'era Gioli, Cergoli, a Trieste, Cergoli. Senti Pino, bisogna dire la verità, io ho quasi 83 anni, sono stata bravina. Lo dico perché è vero. Maestro, un accordo perché sottoscriviamo la bravura Sì. e la vitalità della signora Carla Boni. Sì. Evviva! Evviva Carla Boni! Sei l'amore che voglio, tu sei la vita che amo, tu sei quell'uomo che adoro, ma tu sei sempre lontano. Amor mio ti prego torna, non mi lasciare più sola, torna a me, ti prego ancora. Non far piangere il mio cuore che aspettando se ne muore. Torna a me. Ti imploro ancora, non comprendi il mio dolore, per me sei l'unico amore. Con te, sempre con te. Voglio restare, son così ti voglio amare, per me sei l'unico amore. Torna, amore. Pensando a te non soffro più, la vivente dolcezza sei tu. Sognando te non tremo più, la mia sola certezza sei tu. Guardandoti io sono in estasi, mi inebrio e non chiedo perché. Parlandoti mi sento struggere e muoio vivendo di te. Stringendo te, il mondo in te, tra le braccia mi sembra tenere. Baciando te, che voglio più, il mio amore per sempre sei tu. La 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 la.
Adesso andiamo da Carla Boni, eccola qua. Come no? Allora, visto che non c'è Gino, stavo lasciamo scherzando. perdere. No, sto scherzando Sì, ovviamente. Ti vuoi corteggiare anche tu? Certo. Devo dire Perché Claudio Villa lo faceva. Ma va davvero? Dice, Carla... C'è la figlia in piedi. Che sta Carla Boni, e ci riuscirò poi, Ah, ti diceva ci riuscirò? Ci riuscirò, sì, sì. Senti una cosa, Carla, ma è vero che tu, tra i tuoi ammiratori, una persona che ti ha chiesto l'autografo, anche se non era ancora poi probabilmente Papa, però poi lo sarebbe diventato. Sì, ci fu... Come no, ad Assisi. Chi è stato? Sì, Padre Giovanni. Padre Giovanni. Sì, che allora era, come si dice? Non a Venezia vescovo. stava... No, eravamo ad Assisi. Uh-huh. Lui era patriarca, cos'era? Sì. Beh, non mi intendo di quelle cose lì. Comunque è venuto vicino. A Venezia? No, era sì. ad Assisi. Sì. No, ma lui si veniva da Venezia. Sì, sì, è venuto vicino, fa... Signorina, mi potrebbe fare un autografo? Io ero tutta vestita di bianco come Silvana oggi. Ho detto volentieri, ma non era ancora Papa, hai capito? Non tremavo come quando la tua redazione mi telefona un giorno prima, Carla Boni, Paolo Limiti la vuole, io già tremo, dico no. Ma no, perché? No. Ma se ci amiamo! Ma come tremi? Mi fai venire tutti i capelli bianchi, dice deve cantare Viale d'autunno e Acque amare, Dico ma porca miseria. Ma stai partendo per Malta? Dov'eri in Malta? No, sono andata ad Atene. Ad Atene? Sì, perché lì sai che cosa faccio? La comica. Cioè? No, spiega, sì, questa è una cosa carina. Ormai mi hanno preso a cantare le canzoni classiche americane di Rogers, sì. Gershwin, le più belle, Stormy Weather, Polvere di stelle. Quelle con cui hai cominciato. Polvere di stella è stata sì, la sigla della tua vita. Bravo, sì. Solo che alla fine del primo refrain, per esempio Stormy Weather, facevano le ballerine con tutti gli ombrellini e facevano venire l'acqua per la pioggia, sì. Solo che l'acqua veniva addosso a me e io ho finito il canto Stormy Weather tutta bagnata, alla fine ho fatto Apciu! Tutta la gente si è messa a ridere, invece era proprio vero che è arrivata questa cosa. Che è arrivata questa cosa. La prossima farò il tip tap, la claquette che tu... Vogliamo fare un duetto io e te? Anche io sto sempre a posto. Sì, sì, per poter cantare. Posso fare tutto. Senti, tu conosci Carla. la chiave americana? La chiave americana la conosci col tip tap? Sì. Com'è? Sei sicura? Sì. Ma cosa stai dicendo, Carla? Continua con noi invece. Sì, piuttosto. dimmi. È vero? Dunque, adesso no, mi hai fatto venire in mente. Excusez-moi. No, ma mi hai fatto venire in mente, parlando della pioggia che veniva giù, che sei bagnata, sì. che un giorno ti ha colpito un fulmine proprio, vero? No, addirittura allo spettacolo, quello sì, che ho preso Sanremo. la scossa elettrica. A Sanremo. No, era a Savona. A Savona avevo il microfono in mano, non c'era la terra. È venuto, che cosa è venuto non lo so, c'era il temporale, sempre il temporale Stormy Weather. Allora ho cominciato a tremare, mi hanno alzato su, non so, gli angeli, non so che cosa. E va bene, ho un'ischemia cardiaca da quella serata, che vuoi fare? Cose che capitano, bambino caro. A Marco Morandi, sì. Senti Carla. A me ne capitano di tutti i colori. Posso dirti? Sì, certo. Perché mi vedi con gli occhiali, sono ancora con gli occhi un po' infiammati perché ho le pupille un po' bruciacchiate dall'ultimo film che ho fatto. Questa film per la televisione che hai fatto? Sì, è Il Conte di Melissa. Sì. Ma perché bruciacchiate, scusami? Perché dovevo piangere, in quel momento non mi veniva una lacrima neanche pagarla. Allora mi hanno spruzzato della roba, mentolo, che so io, un gran bruciore, ho sentito, e dopo ho detto... Hai pianto, le ma sei lacrime... cieca. No, non ho pianto. Poi sono andata in camerino e ho detto, sentite ragazzi, mi avete messo non so che cosa, c'ho il lanciafiamme dentro, mi hanno messo il colirio, ha fatto contrasto, si vede che sono molto delicata, vabbè, non ci ho visto più, per 5 giorni sono stata cieca. Ma tu pensa, una cosa incredibile. Bruciato le
pupille proprio. E adesso? Adesso sto un pochino meglio, vedi? Quindi tanto la sentiremo perché proprio adesso facendo la galoppata di Sanremo, Carla ne ha fatti talmente tanti che deve arrivare a cantare delle canzoni anche di Sanremo. L'abbiamo acchiappata al volo davvero di ritorno da tutti i suoi viaggi un po' per l'Europa. Senti Carla, una curiosità era questa mia. Una volta qualcuno mi ha detto che quando tu ti sei presentata per cantare la prima volta, no, a fare l'esame, mi pare da Petralia. Sì, mi ha bocciato. Ti ha bocciato? Sì, sì, dice questa deve andare a casa e purgarsi. Addirittura, addirittura. Si deve purgare da capo a piedi. E ho detto, vabbè, ma perché? Perché canta troppo all'americana. Ah, questo era l'accusa? Petralia, vabbè. Soltanto che c'era Barzizza lì. Sì. Che ascoltava. Sì. E quando io mi sono presentata poi da Barzizza, perché non volevo tornare col mio valigino di cartone a casa con l'insuccesso, hai capito? Ho bussato alla sua porta e Barzizza mi ha ricevuto, ha fatto un altro provino e mi ha detto stai pronta che verrai da me. E così è stato. Che meraviglia, e poi è stato bellissimo. Che brava persona che era. Barzizza, hai detto niente. Hai detto niente. Caro bambino. Poi ti volevo perché continui a abbracciarti il Marcolino dicendo caro bambino, ma sei un po' troppo. No, non è questo. È il figlio di Gianni Morandi, ma lo sai, lo so. Appunto. Lo sto incoraggiando. Senti, poi voglio dire, come ti ha trovato Angelini? Come è capitato che tu poi da Barzizza passassi su Angelini? Angelini mi ha trovato perché c'era Carlo Savina sì. che doveva rifare non l'orchestra ma i cantanti, c'era Iule sì. Palma che se ne andava. Allora un violinista ha detto guarda ascolta quella cantante che sta con Barzizza perché è adatta a te. Lui fa la voglio sentire in separata sede. Dice ma come non ti basta che canta tutti i giorni? No. Mi ha sentita e mi ha bocciata, solo che lui era in compagnia di Angelini. Sì. E Angelini ha fatto come Barzizza, presto verrai da me. E così ti ha portato, è bellissimo, ti ha portato. E poi tu sei arrivata a rimpiazzare Chi la Pizzi praticamente quando sei arrivata tu. Sì. Nilla è stato... Ma tu hai letto il mio libro? Allora? Sì, no, conosco bene la cosa. Ecco. Dopo io dovevo fare un contratto a Trieste con Cergoli e mi è arrivata questa telefonata, non di Paolo Limiti, ma della sede Rai di Torino e mi ha detto c'è Angelini che la vorrebbe qui. Allora dice Cergoli, Carla, dovreste firmare il contratto, ma non lo firmare perché se ti chiama Angelini è meglio che tu vada da lui. È stato gentile. Certo, è stato gentilissimo. Allora, all'epoca io ho cantato Jezebel con Cergoli. Sì. Sono andata a Torino e lui aveva il cagnolino sotto braccio e mi ha detto lei dovrebbe imparare 58 canzoni, qua sono qui, in 7 giorni si prepari. E io ho detto al maestro Pavesi, dico, ma chi è quello lì? Dice il maestro Angelini, ma così scorbutico. Dice, datti da fare. Va bene, dopo 3 giorni l'ho chiamato, maestro sono pronta, non è possibile. Beh, andiamo, proviamo il numero 34 perché ormai andavamo a numeri. Con le canzoni. Sì. Abbiamo provato, ha visto che io sono entrata senza attacchi, senza niente, fa alle 11, che ore sono adesso? Le 10:15? Alle 11 lei si prepari che canta oggi in trasmissione. Ah, dico sì, che numero? Una nuova. Che meraviglia! Grazie Carla Boni, è bellissimo. Ripercorreremo molte cose con te, perché anche tu hai tantissimo da raccontare delle più belle canzoni che noi conosciamo. È una delle più belle, lo so, c'è poco tempo, ma la faccio solo l'annuncio. La talentosa... Arrivato un principe indiano, va cercando una bella guagliona, una sposa già è pronta a corona, per una figlia e sta rara città. E per Napoli sera e mattina, chi sapete se mi sa girare, quando ha visto per strada Nannina, chi sta detto a regina sarà. Ma però Nannina non vuole, ma però Nannina non
Salvatore, non ho cagno con un re. Io sono nata a Napoli che è bella le città, con me non c'è sta principe capace a me incantare. Una reggia che d'oro è brillante e chi stu principe dice la gente e a più bella collana d'Oriente già sta nenna se viste portare ma con l'aria una vera regina che più niente può farla pagliare. Vi ringrazio, ha risposto Nannina, e chi stu dono non possa accettare. Ma però Nannina non ne vo, ma però Nannina non ne vo. E a stu principessa disse, vi ringrazio dell'onore, voglio bene a Salvatore, non ho cagno con un re. Io sono nata a Napoli che è bella le città, con me non c'è sta principe capace a me incantare. Mo stu principe straniero se ne torna a parte fuori e ha capito che l'amore non se venne a sta città. Perché a figliola e Napoli non è pensava andare e a più sincera femmina che in toppa non sta. Sognai l'amore quando ancora non amavo, era più dolce, più puro, era più lieto e sincero, come volevo da te, non così. Carezze, baci e bugie, è questo dunque l'amore, due corpi, due gelosie, capaci sol di soffrire. Sognai l'amore quando ancora non amavo, era una cosa celeste che forse ancora non esiste, questo volevo da te, non così.
volevo da te, che volevo da te, non così. Sì. Tu sei sempre tanto... Ma devo alzarmi? Posso? Ma certo, figurati, No, come no? perché sennò non riesco a non parlare. riesco a capire, sono misteri. No, ma sai, tra pancia e stomaco qui no. Aspettila. Dove? No. Tu sei veramente molto gentile. Non so se parlare con questo o con E c'hai questo. quello, va bene, questo no. canti poi dopo. Mi permetti di ringraziare Delia Scala? Fatemi dire, dov'è che posso... lì, di fronte a te. Signora Delia Scala, io l'ho cercata l'altro giorno, ma non so il suo indirizzo, non so il suo telefono. Volevo veramente... Lei ha presente uno che vince al terno, al lotto? La sua frase è come se avessi vinto un terno al lotto. No, aspetta un momento. Dov'è la telecamera? È sempre quella. Sì, dai. Ascolti signora, ero proprio euforica, sono andata a casa, i miei amici avevano registrato. Allora dico, fammi sentire che cosa mi ha detto veramente. Però mentre ho sentito lei, ho visto anche me. E io non mi sono riconosciuta, ho detto, ma chi è quella lì? Perché? Gli occhi sbatacchiavano, sarà stata la luce, che ne so. La bocca, una bocca amara, così. Poi mi sono vista sta carta geografica di quel disgraziato che mi ha sparato per amore. E ho detto, ma non è più possibile, io non posso più andare in Ma televisione. allora è vero questa cosa, hai confessato? Ecco, vedi, adesso vi spiego subito. Io ho chiamato molte volte Carla, ho detto, senti, ma questa ferita qui, tu una volta, perché io me lo ricordavo, anni fa, tu mi hai detto che era un amante che ti aveva, un amore che ti aveva sparato. E tu hai detto, no, non è vero, ma figurati, come mai ti viene in mente una cosa? O mia o di nessuno. Allora lo confessi oggi, è vero che Beh, lo confesso, ma ci sono tanti matti in giro, hai visto anche oggi cosa succede, è vero? Ma sì, ma voglio dire, è vero che per amore ti A hanno... Salve, dice, nella fossa ti metterò, invece mi ha lasciato la fossetta. Ma è un pazzo proprio. E chi era? Ma chi era? No, ma mica il nome e cognome, ma chi era? No, ma no, non era un artista. Non era un artista? No, era uno tanti anni fa. Ho capito. Ero adolescente. Vedi che passioni scateni. Tu, tra l'altro, in coppia con Gloria, avete fatto al Festival di Sanremo del 57, avete cantato la canzone Casetta in Canada. Eravate abbinate su quella canzone. Lei con Trovaioli e tu con Angelini, giusto? Tu la facevi anche con Latilla, mi pare, eravate un duo. Mentre Gloria era tutta sola col corretto. Già. Allora, senti una cosa, no, dimmi come eravate rivali in qualche modo, allora? La vivevate? No, perché Gloria era dolcissima, vero? Io ero felicissima di partecipare a un Sanremo dove c'erano tutti i grandi, i grandi che avevo ammirato. Perché per te era il debutto, era la consacrazione finalmente a questo Sanremo? Sì, era un arrivo, una tappa speciale. Ma voi sapete com'è nata Casetta in Canada? Io no. Pensa che è nata perché Panzeri si stava recando in automobile a comprare delle cose da pesca, delle cose per andare a pesca. E mentre cantava una canzoncina molto nota, nel traffico ha stonato e ha cambiato tutte cose. Ha detto non è male però questa stonatura. È andata a suggerire la cosa e dicendo pesca ai pesciolini di Lillà, pensava, ai cose si è scritto la vostra canzoncina che aveva portato. Che allora si rideva molto quando si era sentita questa canzone, perché questo Pinco Panco, insomma, era una... Comunque, signora Scala, grazie, un abbraccio affettuoso, non avevo ancora finito. Poi non molla, il discorso. Abbracci affettuosi. Senti, allora, in platea, mi ricordo che in quel 57 c'era la Dama Bianca. L'avete conosciuta voi? Sì, la signora Occhini? Io sì. Com'era? Che tipo di donna era? Era veramente affascinante perché gli occhi erano straordinari. Beh, abbastanza, aveva un bel naso, ma insomma... Era una bella donna, sì. Ho capito, bene, non riusciamo a discutere quest'oggi. Canta Carla Boni, Casetta in Canada. Perché sai, potrei sbagliare le parole. Carla Boni! Grazie, signora Delia, grazie! È spiritosissima! Adesso vi faccio vedere...
cantarsi in italiano ho dovuto scrivere le parole in italiano, se no che bonito socos tienes, debajo de zadocecas, perché allora dice no, italiano, adesso tutto americano. Abbiamo riconosciuto di profilo un giovane bellissimo Andrea Giordana Sì. e ancora di profilo in piedi Alberto Lupo che conduceva quel Sì, programma Partitissima 1967 e Alberto Lupo lo conduceva con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Sì. Però ti vedo divertita nel rivederti. Sì, perché queste cose io non le ho a casa, ma siccome c'è una mia amica che registra, dopo me la farà vedere. Sì, sì. Ci sono delle fotografie nei miei album dove c'è Fabrizi, Totò e tutti dicono ah, conoscevi Totò, conoscevi... Ma come conoscevo? Ho cantato anche una canzone di Totò e lui carino che mi bacia la mano. Quale canzone hai cantato di Totò? Beh, non me la ricordo, però non Malafemmina, no, era un'altra cosa, sì. Sei alla Continua, dicevo all'inizio quando stavi per entrare, un grande passato però anche una grande curiosità. Da poco ci hai stupito con Mambo Italiano che è stato, no? Sì, certo, è stato un grande successo perché abbiamo fatto la linea giovani. Ah, eccoti lì con Totò. Ah, ecco, vedi, eccolo qua. Ma ce l'hai portata tu questa No, foto? io no. Beh, vabbè. Guarda, combinazione. Eccoti là. Ma sono con veggente forse. Il Mambo Italiano l'avevo inciso con l'Orchestra Angelini nel 1956. Poi dei ragazzi giovani mi hanno detto, signora, ci starebbe a farlo con noi in una nuova edizione, eccetera. Siccome io con i giovani vado molto d'accordo e vorrei aiutarli sempre, ho detto perché no? E così hanno fatto questa cosa, dice allora l'aspettiamo a Milano, dico ma io abito a Roma. E dice lo so però noi registriamo qui perché siamo qui a lavorare. Dico beh sentite venite a Roma e registriamo a Roma. Sono venuti di domenica con tutti gli apparecchi e io l'ho cantata in camera da letto. Era veramente sì, divertente. Divertente. Poi dopo ho visto loro a Milano e ho sentito il mixaggio che è stato veramente, dico ma sapete che veramente avete fatto una bella cosa. Non è un mambo piemontese, ma hey mambo, no, non è tarantella, no, e non voglio mozzarella, hey mambo italiano, prova ad assaggiare polpetriglie e baccalà, hey cumba, gridava intorno a tutto spian, cambiando sempre l'italiano, ma con un suo mambo, lei continua sempre cantar soltanto hey mambo italiano, hey mambo italiano, no, la storia è più finita, non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo italiano, mambo italiano. All'inizio del programma parlavamo di Sanremo, della scorsa edizione e Carla diceva che insomma, si avverte la sensazione che le belle voci degli anni 50 in qualche maniera sono state dimenticate, non vengono ricordate. Ma non dal pubblico, sai, il pubblico ha una Dici fascia, dal mercato. una fascia di pubblico. Chi dirige per esempio i festival, i produttori eccetera, si sono dimenticati. E invece è così bello e così importante fare un lavoro di riscoperta, un lavoro sulla memoria, anche Guarda, perché noi impariamo ogni volta certo. tantissimo dai voi, dai vostri racconti, dai momenti. C'è stato Carlo Verdone che ha partecipato a Sanremo, è stato l'unico che ha ricordato Nunzio Filogamo e Nilla Pizzi. Ahimè, bravo Carlo. Beh, la Fa signora Nilla piacere. Pizzi, che peraltro è stata nostra ospite, è sempre molto ricordata rispetto al festival. Molto, certo, ma ha cominciato lei 51, 52 e io 53. 53, ci si ferma al 52, l'anno prossimo andiamo al 53.
Serpentone. Grazie maestro Righello, grazie molte, e come capite da quelli con cui ci vediamo in TV oggi, non tanto da Edoardo Costa, benvenuto comunque, perché parleremo con Sgarbi, Carla Boni, Delfina Fasano, Gino Latilla, Antonio Basurto, ecco, poi andrò avanti con gli altri, ma oggi perché facciamo l'anniversario della nascita del maestro Angelini, quindi ecco perché abbiamo preso la sua bellissima sigla, e parleremo di Angelini per tutta la puntata. Angelini avesse per il nostro cuore, eccetera. Loro poi che sono stati i pilastri, poi vedremo un pochino uno per uno come sono arrivati Angelini, perché ognuno di loro è arrivato in una maniera diversa da questo maestro, no? In effetti era uno tosto, però mi hanno detto, vero? Vi teneva come lei? Sì, eravamo dei militari con lui. Dei soldatini, marciavate proprio sulla... Basurto anche con lei era così? Ma direi di no. Abbastanza, perché lei è arrivato un pochino prima di loro, sì, insomma. Sì, io sono andato nel 47 sì. E nel 48 ho iniziato a incidere con lui. Senta, le posso fare i complimenti? Lei si mantiene benissimo. Grazie, devo dire che sono veramente... È vero o no, Carla? Diciamo la nostra età. È piacevole dirla, no? Sì, ma no, non è importante. Secondo me le donne non lo devono dire. Ma no, ma neanche quello, anche questa è una cosa, non lo devono dire se non lo vogliono dire. Però non ha importanza l'età, ha importanza la simpatia, la faccia, il ricordo, tutto messo insieme, un bel cocktail, guarda. Tu per esempio con noi sai la storia della musica, ma sembri una ragazzina, per cui voglio dirti. Beh, devo dire che oggi ti trovo in forma smagliante. Come in forma smagliante dovrebbero essere i giocatori, perché oggi abbiamo quanto? Rieccoci, e noi invece siamo qui in attesa di ripercorrere veramente con tanti amici tutta la vita di Angelini. Tra l'altro questo nome cinico è curiosissimo, è vero o no, Delfina? No. È il cognome, è vero? Si chiamava Angelo Cinico. E cosa ha fatto allora? Ha modificato? Ecco, appunto, ha preso come... dato che lo chiamavo Angelin. Sì, no? Angelino. E allora è diventato Angelino, e Cinico è diventato come nome. Ho capito. Cinico Angelini. Cinico Angelini. Infatti avevamo fatto una domanda nel nostro Serpentone, abbiamo detto quale direttore d'orchestra si chiama Angelo di cognome e poi ha uno pseudonimo, eccetera, e purtroppo l'hanno sbagliata. Va bene, detto questo vediamo però come la spiega lui, perché c'è Lauretta Masiero che gliel'ha chiesto, mi pare. Vediamo un pochino. Ecco, Angelini con la Masiero, vai. Buonasera maestro, come sta? Come di umore. Allegro ma non troppo. Beh, allora... C'è comodo. È allegro ma non troppo, è un umore musicale, direi. Senta maestro, ma prima di trattare problemi musicali vorrei farle una domanda destinata a soddisfare un po' la curiosità dei telespettatori. Dica. Senta, io so che lei a maggiore età, arrivato a un certo momento, diede querela ai suoi parenti per averle dato un nome così strano, per averle dato un posto, insomma, un nome così un po' particolare. L'eterno refrain, l'eterno ritornello, insomma. Guardi, io non ho dato querela a nessuno, anche perché mi sembra che Angelini sia un nome, se non bellissimo, almeno passabile. Sì, ma Angelini, ma io non alludo al cognome Angelini, io alludo al nome, a Cinico. Allora guardi, mio papà, siccome aveva capito che io avrei vissuto nel mondo della canzone, voleva che io fossi cinico davanti alle emozioni meravigliose ma spesso fatali del mondo della canzone. Ah, adesso ho capito. Anzi, pensi che addirittura mi risulta che c'era uno zio che avrebbe voluto che mi chiamassi refrattario. Lei immagina la cosa. Refrattario Angelini e la sua orchestra. No, non è molto meglio Cinico. Ecco. Vogliamo parlare un po' di canzoni? Parliamone. Beh, senta, secondo lei Villa com'è andato in Lussemburgo? Ma mi sembra che sia andato in macchina. Ma no, volevo dire, beh, come ve la siete cavata dal momento che c'era anche lei a Lussemburgo, no? Beh, direi maluccio. Maluccio? Non abbiamo avuto neanche il voto di sufficienza. Ci hanno rifilato un 3. E rimandato in ottobre.
No, rimandati a casa, al nostro paese. Beh, senta, allora cambiamo festival, va bene? Parliamo di un altro festival, maestro. Parliamo, non so, dei nuovi cantanti del nostro festival di Sanremo di quest'anno. Che cosa ne pensi di nuovi cantanti? Bene. Allora, devo dire che qua lo vedevo un po' impostato Angelini. Non era lui come nella vita. Hai visto com'era tranquillino, eccetera? Io non l'ho mai sentito parlare così tanto. Vero? Mai. Mai. Ma con voi come faceva? Come vi faceva filare? Solo a gesti. Solo a gesti? Tu, che voleva dire tu fuori, tu dentro, tu hai calato e tu hai cresciuto. E questo è, mentre cantavate, vi dava vi bacchettava con Invece fuori dalla vita del teatro, della canzone, eccetera, era una persona simpaticissima. È deliziosa. No, io parlo sul posto di lavoro, perché questo me l'ha sempre raccontato tutti. Devo dire che io non ho fatto tempo a vederlo proprio dietro le quinte, ma ero curiosissimo. Era terribile. Sì, era terribile, ma poi i risultati sono state le meraviglie. Voi siete la dimostrazione più grande. Va bene. Adesso vediamo dal Serpentone. Abbiamo la puntata dedicata all'anniversario della nascita del maestro Angelini, il grande maestro Angelini. Come sceglieva le canzoni Angelini? Come andava a prenderle? Aveva un metodo particolare oppure proprio andava a gusto suo, personale e basta? Non eravate voi che eravate a proporle le canzoni? No, anzi. Neanche non Mai? Quindi ti prendeva e ti diceva devi cantare questa? Certo. Anzi. Conosci un certo Limiti? Sì. Era così. Ho capito. Loro lo sanno. In effetti loro lo sanno. Decideva tutto quanto. Va bene, allora facciamo una cosa, andiamo a prendere una canzone che ha deciso lui di prendere, perché in realtà, io lo so, prendeva le canzoni più facili, quelle che secondo lui potevano piacere di più al grande quasi sempre. E a un certo punto andò a pescare una canzone che si chiamava, era l'epoca in cui si cantavano tutte quelle un po' spagnoleggianti, perché hanno sempre funzionato da noi in Italia, no? Quelle un po' con qualcosa di spagnolo dentro, Mañana, tutte queste canzoni. Prese una canzone di Brigada, di Pinky e Brigada, che si chiamava Donde Vien, Donde Vas, ve la ricordate? È una canzone che fece un furore incredibile, talmente furore che lo stesso Brigada la prese poi e ne fece una sigla per 5 anni. L'orchestra Brigada aveva questo come sigla, Donde Vien, Donde Vas, che aveva scritto lui. Lui aveva vinto, mi pare, un concorso per arrangiatori, se non sbaglio, Brigada, non era uno di Mortara, era un direttore di Mortara. L'ho cantata io con Nilla Pizzi. E certo, tu con la Pizzi eravate. Un anno fa o 2 anni fa. La cantavamo io e Dina con la Nilla. Ma sì? E quindi l'avete rifatta? 49. Sì, una delle prime, 48-49. Beh, è una canzone divertentissima. Allora, vediamo un po' adesso come se la cavano Giovanna, Stefania Cento, Rita. Ora, facciamo un duo improvvisato e cerchiamo di rivivere questa bella canzone del Festival 1958, Timida Serenata. Timida è la serenata, timida come il mio cuore, ti vorrebbe dir qualcosa, ma non osa, non osa, non osa. Timida è la bocca tua, timida come un bel fiore,
Bravo Oliva Leiano Mastro!